Sono terminati i lavori di messa in sicurezza della strada comunale in località Grignano, intervento atteso dai cittadini della zona da ben 10 anni. L'opera si è resa necessaria in seguito al cedimento di un muro di contenimento e conseguente interruzione di carreggiata causati dall'erosione dovuta al mancato deflusso delle acque piovane. Nella mattinata di sabato 23 maggio, il sindaco Luca Di Stefano, accompagnato dalla consigliera comunale Maria Paola Dorazio con numerosi residenti, ha ufficialmente tagliato il nastro per inaugurare questo nuovo tratto messo in sicurezza che riapre una strada di collegamento importante per tutti i cittadini della zona. Sì, oggi siamo su via Grignano, un altro lavoro concluso da questa amministrazione, abbiamo consegnato il lavoro a novembre, oggi riapriamo questo tratto di strada chiuso da 10 anni, quindi un finanziamento ricevuto e ringrazio la Regione Lazio, un lavoro importante perché si tratta di una periferia importante del Comune di Sora, abbiamo raccolto le istanze del comitato di quartiere, dei residenti e dopo 10 anni con un lavoro fatto credo alla perfezione riapriamo un tratto di strada importante, importantissimo e questo è quando si gira all'interno dei quartieri, della città, si raccolgono le istanze dei cittadini, con la programmazione si riesce a realizzare, soprattutto nelle periferie che sono poi il cuore pulsante della nostra città. Soddisfazione è stata espressa dalla consigliera Maria Paola Dorazio, che è stata vicina ai residenti ed ha mostrato che con l'impegno si ottengono risultati concreti. Oggi è una giornata molto importante perché in effetti sono passati 10 anni che questa zona, via Grignano, aveva questo problema. Io da vecchia amministratrice, anche e soprattutto come mamma, questa cosa l'ho voluta caldeggiare e seguire e grazie al sindaco che mi ha dato l'opportunità. Perché quando siamo venuti i residenti parlavano e c'erano dei bambini che ci chiesero e dissero che loro non potevano andare a scuola anche durante l'inverno perché la strada era chiusa e quindi c'era tutta un disservizio e un disguido che il pulmino della scuola, lo scuolabus purtroppo quotidianamente aveva un disservizio ai cittadini che finalmente oggi, ai bambini soprattutto, che finalmente oggi è stato concluso, un disservizio che questa amministrazione ha considerato importante e ha dato le proprie risposte. Il sindaco mi ha dato la delega al dissesto idrogeologico e io pedissequamente sia caratterialmente ho seguito l'iter amministrativo insieme al RUP che ringrazio perché mi ha supportato e sopportato soprattutto e andremo avanti appunto a seguire e a dare risposte alle periferie che purtroppo nel nostro territorio hanno diverse carenze sul dissesto idrogeologico, quindi questa è una delle prime e successivamente purtroppo il cantiere sarà molto più grande, è chiaro, quindi i tempi sono molto più lunghi, però anche la zona Compre Alte avrà dopo 25 anni una risposta a questo annoso e grave problema territoriale. Parole di ringraziamento sono state espresse da tutti i cittadini di zona, rappresentati da Natalino Divona, al sindaco e dall'intera amministrazione, per aver consegnato un lavoro atteso da molto tempo. Sono stati realizzati un nuovo muro di contenimento in cemento armato, un guardrail a tutela degli automobilisti ed un nuovo sistema di drenaggio delle acque piovane.